Poliziotto ferito nel tentativo di catturare un ladro. L'agente, un 35enne trevigiano, è scivolato da un'altezza di 3 metri, fratturandosi un polso e ferendosi alla testa. L'episodio nella notte poco prima delle 2 al Famila di Sant'Antonino. In azione 3 malviventi con torce, passamontagna e forse una pistola. All'arrivo delle volanti 2 sono fuggiti, il terzo è salito sulla pensilina che si affaccia sul parcheggio. Il nostro pronto intervento ha permesso quindi di sventare questo furto. L'allarme è scattato all'1:46 e noi in soli 3 minuti eravamo sul posto. Purtroppo nel momento in cui stavamo per fermare uno dei 3 soggetti che aveva tentato di perpetrare il furto, un operatore di polizia ha avuto un piccolo incidente. Il soccorso ha poi fatto sì che il soggetto si allontanasse. La caduta da 3 metri poteva avere conseguenze ben più gravi per il poliziotto, al quale il sindaco Giovanni Manildo, dopo essersi sincerato delle sue condizioni, ha espresso auguri di una pronta guarigione e un ringraziamento a lui e a tutte le forze dell'ordine per il servizio reso alla città e ai cittadini. Intanto la polizia torna a ribadire come anche in questo caso fondamentale sia stato il sistema di sicurezza del supermercato, collegato alla centrale operativa del 113. Noi sensibilizziamo infatti coloro che hanno esercizi commerciali anche piuttosto grandi di collegare il loro impianto di allarme alla centrale operativa nostra. Spesso questo collegamento permette infatti di evitare che vengano messi a segno dei furti consistenti.